Lo sguardo di amore e tenerezza, le mani che accolgono, la consapevolezza forse di custodire già nel proprio cuore una terribile verità. Questo scatto che campeggia sull'altare del Duomo di Oderzo racconta la forza di una scelta, l'amore di una madre che antepone il proprio figlio a tutto, anche alla sua sopravvivenza. Nel giorno dell'ultimo saluto ad Azzurra carne ed ossa, la giovane madre che rinunciò a curare il tumore che si era ripresentato nella sua vita per dare alla luce il piccolo Antonio, il Duomo di Oderzo fa fatica a contenere tutte le persone. Mamma Antonella arriva mano nella mano con Francesco, lo sposo di Azzurra, accanto il papà Fabrizio e i fratelli Davide ed Andrea. Alle parole di Don Massimo è affidato il ricordo della giovane mamma, studentessa a modello, che proprio all'università aveva conosciuto il suo sposo. Una donna dalla fede solida, brillante ma umile, la prima diagnosi e le cure. Segni premonitori, cure, speranze, ricadute. Ma questa valle ora è illuminata da una luce abbagliante, da un grande arcobaleno luminoso che unisce la terra al cielo, ed è la luce di Azzurra. Azzurra ha scritto una pagina di Vangelo, la frase pronunciata dal vescovo Monsignor Pizziolo, che Don Massimo ripete tante volte. Azzurra ha scritto una pagina di Vangelo. Azzurra ha scritto una pagina di Vangelo. Commozione profonda quando Don Massimo consegna a Francesco il cero pasquale e la luce che Azzurra ha acceso e affida alla mamma Antonella le ultime parole della ragazza. Insegna tu le preghiere ad Antonio e poi lascia fare a Francesco, che ci sa fare. Ci pensa Francesco. È un'amica a ricordarla alla fine della funzione. Ci mancherai infinitamente altro, ma so che tu continuerai ad essere qui con noi per trasmetterci la tua tenerezza, la tua gentilezza e il tuo sorriso. La bara di colore chiaro, sopra rose bianche ed un cuscino di rose rosse a forma di cuore. Fuori dalla chiesa la foto di Azzurra che felice ha raggiunto la vetta. Accanto una cassettina per le offerte. Saranno devolute al reparto di neonatologia dell'ospedale di Treviso. Azzurra avrebbe compiuto domani 34 anni. Non c'è amore più grande che dare la vita. Con queste parole Don Massimo accompagna la giovane mamma nell'ultimo viaggio.